Eder, Mech, Pallister. Facciamo nuovamente una ricostruzione dei movimenti di Sebastiano Visintin del 14 dicembre basata su fatti oggettivi e non su fantasia. Vediamo cosa viene fuori. Il Visintin ha affermato che, la mattina del 14 dicembre 2021, si era svegliato alle ore 7:30, aveva bevuto velocemente un caffè preparato dalla moglie Liliana ed era uscito immediatamente da casa. Una volta presa l'auto, si era diretto subito verso Opicina, specificando di aver percorso la via Damiano Chiesa, la strada per Basovizza e la strada nuova per Opicina. Una volta arrivato nel centro di Opicina, Si era fermato nella prima pescheria dove aveva consegnato dei coltelli e ne aveva presi altri da riaffilare. il Visintin non riferiva gli orari di arrivo e di partenza dalla pescheria. In base a tali dichiarazioni si verificava la loro autenticità attraverso quanto riferito da Carboni Luca in sede di informazioni testimoniali rese il giorno 14 gennaio 2022. L'uomo dichiarava di ricordare, con assoluta certezza, che il Visintin era passato nella sua attività commerciale il giorno 14 dicembre 2021 a ritirare 2 coltelli per tagliare il salmone. Il Carboni precisava di non ricordare però l'orario preciso in cui fosse passato dal suo negozio, ma che era solito farlo tra le ore 7:15 e le ore 8:30. Le celle telefoniche agganciate dal telefono di Visintin in quell'arco temporale, dati verificati dal tabulato telefonico del numero 711-707, intestato ed in uso all'uomo, potendo appurare che il telefono dell'uomo aveva agganciato per tutta la notte tra il 13 e il 14 dicembre 2021 la cella di via Carlo De Marchesetti 21, zona di copertura della via Verrocchio, abitazione della coppia Resinovic-Visintin. Mentre dalle ore 7:54 le celle avevano agganciato in successione via Bonomea alle 7:54 e 15 secondi, via Marziale alle 7:54 e 20 secondi, Sesse 58 SNC, strada nuova per Opicina alle 8 in punto e 2 secondi, via Campo Romano 90 alle 8:04 e 13 secondi, via Campo Romano 90 alle 8:04 e 17 secondi. Tale tragitto è verosimilmente compatibile con quello che il Visintin ha riferito di aver fatto. Visintin continuava la descrizione dei propri movimenti riferendo che, una volta andatosene dalla pescheria il Brigantino di Opicina, si era recato alla pescheria L'Ancora, che si trova all'interno del supermercato Zazzeron, sito in via Forlanini 46. L'uomo dichiarava di non rammentare con precisione il tragitto per spostarsi da Opicina al summenzionato supermercato, ma ricordava per certo di aver percorso un tratto della superstrada. Specificava di non ricordare nemmeno l'orario di arrivo e della successiva partenza da tale supermercato. Il Visintin affermava, anche per quanto riguarda questa pescheria, di aver lasciato dei coltelli affilati e ritirato altri da affilare. In base a tali dichiarazioni si verificava la loro autenticità attraverso quanto riferito da Marina in sede di informazioni testimoniali rese il giorno 22 gennaio 2022. La donna confermava che il Visintin era solito passare dalla di lei pescheria a consegnare e ritirare coltelli da affilare, ma non ricordava la data precisa in cui il Visintin era passato l'ultima volta, collocandola comunque in uno dei giorni in cui era solito farlo, ossia martedì, mercoledì o giovedì. È ovvio che se il piano di Visintin fosse consistito nel non entrare dentro il supermercato Zazzeron, a questo punto non avrebbe avuto nemmeno motivo di passare lì vicino, avrebbe direttamente fatto un'altra strada. Una verifica delle celle telefoniche agganciate dal telefono del Visintin in quell'arco temporale. Dati verificati dal tabulato telefonico intestato ed in uso all'uomo, potendo appurare che il telefono del Visintin aveva agganciato in successione le celle di località Padriciano 121 alle 8:29 secondi, Budrio SNC Trieste alle 8:50 secondi, ex SS 202 Turrozzol alle 8:51 secondi, via De Marchesetti alle 8:16 secondi. Tale tragitto è verosimilmente compatibile con quello che il Visintin ha riferito di aver fatto. Gli inquirenti presumono che alle 8:16:06 Sebastiano si trovi effettivamente all'interno del supermercato Zazzeron perché il suo telefono aggancia alla vicinissima cella di via Carlo De Marchesetti 59. Sottolineiamo che non aggancia il 21 che è più vicino a casa sua, ma il 59 che è a pochissimi passi da Zazzeron. Quindi cosa accade? Che alle 8:16:06 minuti Sebastiano aggancia alla cella di via Carlo De Marchesetti 59
per ben 8 minuti, quindi questo ci dà l'idea che sia all'interno del supermercato. Vedete come gli altri agganci sono molto più brevi rispetto a questo. Vediamo fisicamente la cella di cui stiamo parlando, via Carlo de Marchesetti 59, posta vicinissima a Zazzeron. Giova precisare inoltre che, dalla consultazione dei dati memorizzati dall'impianto di lettura targhe in dotazione alla Polizia Locale del Comune di Trieste, emergeva un passaggio alle ore 8:14:54 del 14 dicembre 2021 dell'autovettura del Visintin proveniente dalla direzione del raccordo autostradale RA13. Uscita a Cattinara in direzione della rotonda posta all'intersezione tra la via De Marchesetti e la via Forlanini, rotonda che porta al comprensorio di Melara, all'ospedale di Cattinara e al supermercato Zazzeron. Come avete appena sentito, Sebastiano alle 8:14:54 esce dalla superstrada e si dirige alla rotonda che lo porta al supermercato Zazzeron. Tutto questo è massimamente compatibile con l'aggancio susseguente delle 8:16 con la cella di via Carlo de Marchesetti 59, infatti ci vuole circa un minuto per arrivare al supermercato Zazzeron. Proprio per ulteriore precisione vi faccio vedere il punto in cui Sebastiano viene ripreso, esattamente su queste strisce bianche. Infatti, come visto dalla precedente foto, Sebastiano sta passando quel punto e poi ha davanti le strisce pedonali. Sebastiano e il pallino rosso, come vedete continuando, arriverà alla rotonda, scenderà verso la parte bassa della foto e lì troverà l'ingresso del posteggio di Zazzeron. Il Visintin, nel continuare a ripercorrere i propri movimenti del 14 dicembre 2021, riferiva e dopo aver lasciato il supermercato Zazzeron di Cattinara, si era recato alla pescheria L'Ancora di via Giulia 5. Quindi Sebastiano alle 8:16 aggancia Carlo de Marchesetti 59 per 8 minuti, il che significa che non si sta muovendo verso casa sua, e vediamo perché invece adesso inizierà a muoversi verso casa sua. Andiamo ora ad analizzare con i dati oggettivi cosa fa Sebastiano in quei minuti, perché è con i dati oggettivi che si fanno i processi e non con la fantasia. Alle 8:16:06 ha agganciato Carlo de Marchesetti 59 che si trova a 1 chilometro da Zazzeron. Il suo telefono resta agganciato lì per 8 minuti, dimostrando che Sebastiano probabilmente perde tempo all'interno del supermercato. Dalle 8:24 inizia un graduale spostamento che ora andiamo a vedere anche su una mappa, che poi lo porterà in via Carlo de Marchesetti 21, che è già una cella molto più vicina a casa sua. Dopo una palese staticità di 8 minuti sulla cella di via Carlo de Marchesetti 59, Sebastiano inizia ad agganciare in sequenza via Marziale 4, via San Pelagio 15, poi via Carlo de Marchesetti 21. Andiamo a vedere geograficamente queste celle sulla mappa. In basso a destra abbiamo la partenza della linea blu da via Carlo de Marchesetti 59 alle 8:24. Tutte le seguenti celle, come vedete, sono rivolte verso la zona in cui Sebastiano abita e anche verso via Giulia, dimostrazione che il transito verso casa sua avviene dopo le 8:24. Abbiamo la A, che è via Marziale, un aggancio fantasma perché è troppo distante ovviamente da Zazzeron per essere raggiunto con la macchina in quei minuti. Abbiamo la B, che è via San Pelagio 15, abbiamo la C, che è via Marchesetti 21, e dove c'è il pallino rosso c'è la casa di Sebastiano. Quindi Sebastiano transita nella zona di casa sua indiscutibilmente verso le 8:24. Vi faccio rivedere gli orari in modo che nessuno fraintende. Fino alle 8:16 Sebastiano è statico sulla cella di via Marchesetti 59 che si trova a 1 chilometro da Zazzeron. Dalle 8:24 inizia il transito in direzione di casa sua. Noi sappiamo che Liliana ha parlato con Claudio Sterpin alle 8:22 e ha staccato alle 8:24, dimostrazione che Sebastiano non può aver sentito di presenza quella chiamata, può al massimo averla intercettata col suo iPad solo se connesso allo stesso iCloud dell'iPhone di Liliana. Il Visintin, nel continuare a ripercorrere i propri movimenti del 14 dicembre 2021, riferiva e dopo aver lasciato il supermercato Zazzeron di Cattinara, si era recato alla pescheria L'Ancora di via Giulia 5, percorrendo la via De Marchesetti, viale del Cacciatore, ed arrivando in via Giulia, nei pressi della pescheria. Anche in questo caso il Visintin riferiva di non ricordare gli orari di arrivo e di partenza da tale pescheria, dichiarando di aver lasciato dei coltelli affilati e ritirato altri da affilare. In base a tali dichiarazioni si verificava la loro autenticità attraverso quanto riferito da Federico in sede di informazioni testimoniali rese il giorno 15 gennaio 2022.
L'uomo dichiarava di non ricordare la data precisa in cui il Visintin era passato nella propria attività commerciale, indicando forse il 14 dicembre 2021 o il 15 dicembre 2021. Ma era certo che l'uomo era solito passare nella sua pescheria di martedì, tra le ore 10:30 e le ore 12:30. Una verifica delle celle telefoniche agganciate dal telefono del Visintin, dati verificati dal tabulato telefonico del numero intestato ed in uso all'uomo, depositato con nota del 28 dicembre 2021. Potendo appurare che il telefono del Visintin aveva agganciato, in successione, le celle via De Marchesetti 59 alle 8:16:06, via Marziale 4 alle 8:24:25, via San Pelagio 15 alle 8:24:29, via De Marchesetti 21 alle 8:24:29, via Giulia 77 alle 8:32:10. A questo punto quindi non ci vuole nemmeno Einstein per capire che Sebastiano verso le 8:24 gradualmente transita dalle parti di casa sua per andare a via Giulia, dove dovrà essere alle 8:29, quindi teoricamente non ha nemmeno il tempo per fermarsi in via Verrocchio numero 2. Tale tragitto è, verosimilmente, compatibile con quello che il Visintin ha riferito di aver fatto. Si precisa, inoltre, che dalla visione delle immagini registrate il 14 dicembre 2021 dalle telecamere degli autobus della Trieste Trasporti si poteva riscontrare la presenza dell'autovettura del Visintin parcheggiata di fronte alla sopracitata pescheria. Nello specifico, l'autovettura veniva inquadrata dalle telecamere installate sugli autobus, linea 6, alle ore 8:29:39 del 14 dicembre 2021, linea 6 alle ore 8:30:18 del 14 dicembre 2021, linea 9 alle ore 8:30:33 del 14 dicembre 2021. Ricapitolo brevemente per chi si fosse messo in collegamento solo ora: Sebastiano va a Opicina, poi fa la superstrada e viene fotografato in uscita dalla superstrada in arrivo verso Zazeron supermercato, ore 8:14:54. A questo punto inizia ad agganciare la cella di via Carlo De Marchesetti 59 posta a 1 chilometro in linea d'aria da Zazeron e lì resta agganciato per 8 minuti, dimostrando di non spostarsi più da quel posto per alcuni minuti. Dalle 8:24 Sebastiano inizia uno spostamento, infatti aggancia circa 3-4 celle nel giro di pochi secondi. Tuttavia dalle 8:24 8:25 per essere in via Giulia alle 8:29 non ha più nemmeno il tempo per passare un attimo a bere un bicchiere d'acqua in via Verrocchio, figuriamoci andare a fare un omicidio. Questi sono dati oggettivi, ovviamente chi li vuole leggere diversamente a questo punto deve fare i conti con la propria coscienza. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.